Ti pentirai del tuo dissenso, Milena. Il tuo sangue sistemerà le cose. Su per la rampa di scale, fino al limitare del fumo. Cosa ha visto il mio imperatore? Brutto. Soltanto un cucciolo, cresciuto per essere un giaguaro. È tipo da troppo che non gioco a questo. State facendo la storia. Al punto di atterraggio ci dividiamo. Jackie e io arriveremo da sud, voi due da ovest. Rendezvous qui, ingresso nord. E poi lo prendiamo semplicemente. Se resiste lo impacchettiamo. Direi che la resistenza è un'ipotesi probabile. Sta tranquillo. Se succedesse sarebbe tutto molto rapido. Si sfoda. Capitolo 3, Sub-Zero. Potente. Che c'è? Le difese avanzate si ritirano come da ordine, Gran Maestro. È confermato. 4 intrusi. È il momento di intrattenere i nostri ospiti. Va bene, ho capito. Tu e Jin da quella parte. Muoversi. Perché? Pronta? Cazzo, Jin! Oggi. Tu, ci serve? Non siete i benvenuti qui. Dichiarate il vostro intento. Gran Maestro, vogliamo che tu venga con noi. Sono il sergente... Pretendi la mia collaborazione, tuttavia sei isolata, circondata. Che cosa farai? Mio padre mi ha sempre parlato bene di te. Vuole parlare. Parlare. È sempre la sua prima scelta. Ok, passiamo al piano B. Ora! Cassandra Cage, vedi questo gruppo, ma loro non ti seguono. Cosa farebbe tua madre? Ti metterebbe al tappeto senza indugio. Spostati, va. Non mi ricordo, non so vedere. Allora, schiacciata di ghiaccio. Aspetta. Ok, ok. Ok, vediamo se mi ricordo com'è. Get up, get down. Ma se la mano è da troppo che non gioco.
Ti metterebbe al tappeto senza indugio. Che cosa ho fatto? Sei più simile a tua madre di quanto pensi. Stai la mano, Luca. Hai il potere di prevedere le mie intenzioni, Takashi Takeda. Di certo Kenshi ti ha insegnato come usarlo. Mio padre mi ha insegnato molto, Gran Maestro. Lo vedremo. Non sei come tuo padre, non ancora. Merda. Hai annunciato il tuo arrivo, Jacqueline Briggs. Specialista, Briggs. Sì, le norme militari sono importanti nella tua famiglia. Se conosci mio padre, conosci me. Pensavo che foste amici. Abbiamo in comune un passato oscuro. Con me non si scherza. Morta qua. Per cui...
attacco spiegato. Serve essere severa con te stessa, specialista Briggs. Sto schiena. Fammi caricare. Una finta. Che brava. Cugin, dovresti incitare i tuoi compagni invece di deridere chi ti è superiore. Me lo ricorderò, nel caso ne incontri uno. La finta spavalderia non ti si addice. Oh, ti devo troppo stare. Qualche idea? Sub-Zero, possiamo parlare? Quell'opportunità è sfumata. Hai un nuovo piano, Cage? Avessi seguito quello vecchio, Jin. Finirai nei guai se ci uccidi. Sì, suppongo di sì. Chuo, Danji! Ha funzionato. È stato tutto Un esercizio di allenamento. Merda, ci ha fregato. Tu e i tuoi amici siete promettenti, Cassandra Cage. Ma finché non agirete come uno solo, vi mancherà sempre qualcosa. A parte quello, la gita vi è piaciuta. Il Lin Kuei ci ha stesi. Avrà steso te. Io vedo tante impronte gelate anche sul tuo culo. Smettetela. Per me siete tutti vincitori. Nuovi ordini dal generale Blade. Priorità 1. Dal regno esterno. Sono sulla Terra. Un'invasione. Non può essere. Non ha paura, vero, signor Cage? Quelli del regno posso gestirli. Cioè io non sto facendo quello. Vieni qua. Qui. Quando sono arrivati? Il portale si è aperto al porto qualche ora fa. Quasi 5.000 in tutto. Rifugiati dalla guerra civile del regno esterno. Deve essere grave se si sono spinti qui.
dopo di te. Non rimuginare sull'incontro con il Lin Kuei, figlio. Difficile non farlo. Grazie, Kenshi. Tu e il signor Cage potete venire? Sergente Cage, tu e la tua squadra no. Questa è Limei. Chiede asilo nel regno della terra per la sua gente. Il nostro villaggio, Sundo, è stato l'epicentro di una battaglia. A stento ci siamo messi in salvo. Così è la guerra. Cioè, senza offesa, ma voi del regno esterno vivete per quello. Ma era diverso. I ribelli, Milena, avevano un'arma mai vista. Interi battaglioni spazzati via. Non è stato onorevole. Niente combattimento. Dimmi di più su quest'arma. Un talismano d'oro con un gioiello al centro. Milena ne brandisce l'energia cremisi senza precisione. Bene, chiaro allora. Non ora, sergente Cage. È sufficiente che lo possegga. Ribalta le sorti della guerra. L'imperatore è disperato e chi si trova nel mezzo ne paga il prezzo. Se questo talismano è ciò che sospetto che sia, potremmo dover pagare tutti. Si tratta dell'amuleto di Shinnok. Impossibile. La base, i sotterranei, la sicurezza. FS, Shaolin, nessuno può aver superato tutto ciò. Devo esserne certo. Vai, Dio. Bene, così mi piace. Cos'è che ti piace? Mi ricordi un terrestre che ha attraversato il portale con noi. Anche lui trovava il lato spiritoso. Ed è bello, scommetto. Era un semplice terrestre. Uno dei suoi occhi brilla di rosso. Di chi parla? Kenshi, continua con Limei. Io vado al campo profughi. Devo arrivare a lui prima che se ne vada. Vengo anch'io. Informati sulla sicurezza del campo da Flag. Perché? Perché dopo non sarete qui. Veniamo con te. No. Voglio che Kotal Khan mi confermi che la storia di Lin Mei è vera. Tu e la tua squadra andate nel regno esterno. Non lo so, mi aspettavo un cielo viola o qualcosa del genere. Non credere a tutto ciò che vedi online. E che fa di te un esperto? Gli archivi Shaolin. Ho studiato a lungo il regno esterno. Niente è meglio dell'esperienza. Cosa fa di te il nostro leader? Ragazzi, pensiamo alla missione. Limei ci ha detto la verità. Ma un'invasione violerebbe gli accordi di Reiko. Adesso credi a uno del regno esterno. Quindi erano nostri alleati, ma non nella guerra del regno occulto. Contro Quan Chi e la sua squadra di... Revenant, come il padre di Jackie. Stronzo. Non è un'alleanza. Non siamo alleati. È un patto di non belligeranza. Un'opinione che dovresti esprimere sottovoce, visto dove ti trovi. Dichiarate il vostro intento e una ragione per cui non dovremmo uccidervi. Non venite dal regno esterno. Io vengo dalla terra, come te. Lavoro per Kotal Khan, che è del regno esterno. Quindi anch'io sono del regno esterno. Dichiarate il vostro intento. Siamo emissari. Dobbiamo parlare con Kotal Khan. Ecco, il sigillo ufficiale di Raiden. Posso comprarne uno uguale in quel negozietto laggiù. Senti, puoi arrestarci, anche ucciderci. Ma se questa fosse la verità, tu perderesti la paga. O peggio. Tu portaci dal Khan. Gli dirò che ci avete battuti. Forse otterrai un bonus. Ti conviene comunque. Seguitemi. In questi tempi di guerra ci è richiesto di considerare ogni risorsa come un'arma che il nostro imperatore può usare a propria discrezione.
Prendere senza il suo permesso significa rubare dalle mani di Kotal Khan stesso. Pertanto, avendoti giudicato colpevole di furto, verrai condannato a morte. Avevo fame. E la sentenza verrà eseguita immediatamente. Morte per un furtarello. Ma ricorda dove ti trovi. Jin! Via di qui, vai! Non avrei mai dovuto ascoltarti. Una lezione di fiducia da un mercenario. C'è sempre qualcosa da imparare. Braccia diretta. Ok, calcio con affondo. Calcio in alto. Figo. Scappa le orecchie. Oh. C'era. Addormentato. Io imparo in fretta. Adesso li strona. Yeah. Giochiamo Siete ulti con Rocket. Ma non era meglio regalarle un pony? Gli archivi non si parlava di simbionti. Oh, mica no. Tu qui fa guai, magrino? Guai fanno te? Oh, la me. Oh, la battaglia. Che Di essere nato.
Là con la spada. Che farà? Capotati quel cazzo. Vorrei conoscerti meglio. Peccato tu sia pazza. Vuoi mettere? Voi state bene? Mettiti qua. Tieni. I terrestri, giusto? Questo essere deve imparare le vostre tecniche diplomatiche. Dobbiamo vedere Kotal Khan, il generale... Voi interferite con il regno esterno. La punizione è la morte. Questa l'ho già sentita. Ma poiché onoriamo gli accordi di Reiko, consulteremo l'imperatore. Voi lo attenderete qui. Vuoi cogliere l'occasione per dirci cosa cazzo ti è venuto in mente? Dimmi perché vorresti rischiare una guerra tra regni per un ladruncolo. Perché non tutti i ladri sono irrecuperabili. Hai capito? Vuol dire che era un ladro lui. 5 anni... Ah, infatti. Gang. Che è lui? Come Arro. Arro dove? Ha un valore più sentimentale che monetario. Nonostante ciò, preferirei che non lo rubassi. È un cimelio di famiglia, che non doveva essere dato a te. La tua famiglia mi ha onorato con questo ricordo di tuo cugino Lao, dopo la sua morte. Sei tu che l'hai ucciso. L'hai fatto lottare contro Shao Kahn e sei rimasto a guardare mentre gli spezzava il collo. Ora stai esagerando, Kung Jin. No, questa è la verità. Il santo sacro. Dovresti almeno provare. Il santo sacro. Lasciami passare. Cerca la mamma, vai. Il sangue di Kung Lao, un discendente del grande Kung Lao, un comune ladro. Pensavi di aggirarti liberamente nel mio tempio e poi andartene senza il mio consenso. Tu vuoi che io ti attacchi?
Perché? Per farti sfogare la rabbia, per renderti disponibile a ragionare. E farmi sentire indegno. Il disprezzo verso te stesso è una parte negativa del tuo essere. Davanti a te c'è un sentiero luminoso che porterà autentico onore ai tuoi antenati. Un sentiero degno di te. Recati all'Accademia Wuxi. Unisciti agli Shaolin, come Kung Lao prima di te. Non posso. Non mi accetteranno. A loro interessa quello che c'è nel tuo cuore e non chi il tuo cuore desidera. È troppo tardi per me. Non è mai troppo tardi, Kung Jin. Voci. Le tue notizie sui profughi mi preoccupano. Non sapevo del loro esodo verso il Regno della Terra. Però so una cosa. Non ho invitato ospiti dal Regno della Terra. Di sicuro nessuno che perturbasse l'applicazione della giustizia. Chi mi dice che non siete alleati di Mileena? Magari il suo recente potere le ha fatto guadagnare amici. Amici? No. No, non siamo neanche sicuri che sia l'amuleto di Stai Shin. impiegando l'amuleto di Shin contro di me. L'oggetto che il Regno della Terra ha giurato di custodire, mentre al Regno esterno non è stato offerto di... Siamo noi sotto attacco, non voi. Kotal Khan, il fuoco che brucia il sole. Siamo qui perché siamo preoccupati per la scomparsa dell'artefatto. Non creeremo problemi al tuo governo. Almeno esiste un terrestre che forgia le parole come l'argento. Ma mi torna in mente un'espressione della Terra. C'è molto più onore fra i ladri che fra i diplomatici. Ho avuto la dubbia fortuna di essere entrambi. Ma ti sto dicendo la verità. Voi siete alleati di Mileena. Che sia eseguita la sentenza. Kotal Khan, per la legge del Regno esterno invoco il diritto di difendermi in combattimento. Cosa? Vuoi affrontare un duello? Per farci assolvere da tutte le accuse. Rifiutare la richiesta porta disonore all'accusatore. Conosci bene il Regno esterno. Allora saprai che il duello finisce con la morte. Non avete guadagnato nulla, solo qualche secondo di vita in più. In ginocchio! Serenato. Buono. Che solo posso. La morte coglie tutti. Già mi scorda. Ciao. Affanna. Che mi ha
Sussato. Qualche secondo di vita in più. Il tuo sacrificio mi onora. In ginocchio. Dovresti vergognarti. Caspita, come E ora, imperatore? Chi è in diretta? C'è nessuno. Le accuse contro di voi sono cadute. Ma È chiaro che i terrestri salutarmi, no? non intendono arrecare alcun danno al regno esterno. Cioè, se prima passa di qua. Ora finisci. Devi uccidermi. Non lo farai davvero? Invece della tua vita, richiedo i tuoi servigi. Se Milina possiede l'amuleto, glielo prenderemo più facilmente lavorando insieme. Imperatore, non possiamo fidarci di loro. Dvora, forse non hai compreso bene. Sono in debito adesso. Tu ci onori, Kotal Khan. La nostra gratitudine è infinita. Parlerò al generale Blade. Le dirò del nostro nuovo accordo. Grazie per l'aggiornamento. Resta con Kotal Khan. Decideremo da farsi appena avrò messo Kano sotto chiave. Sì, signora. Cage chiude. Segna Blade. Non mi piace. Lui è ancora qui. Lo percepisco. Dai, non vedo là che esca all'ultimo di Mortal Kombat. Rapporto. Una dei rifugiati, trovata al perimetro nord. È uno dei cravattini di Kano. Informa l'email. Dille che stiamo indagando. Raiden, cosa hai trovato? L'amuleto di Shinnok è stato rubato e rimpiazzato da una copia perfetta. Dannazione. Qualcosa non va. Ne parlerò. Raiden. Raiden. Tenente, devi condurre una squadra a Fort Charles. Controlla con Raiden e fai rapporto. Che succede? Che notizie dal colonnello Flagg? Ha detto, perché mi disturba? E io perché la mia ex moglie è una gran rottura di... Dove vai? Non puoi andartene così. Ci sono dentro anch'io. Non decido io. Ringrazia il tuo amico, il segretario Blade. Questa è la ragione per cui ci siamo separati. Tu sei immersa nel tuo lavoro. Non hai mai tempo per me e Cassie. Avevo delle responsabilità. Scusa se non sei stato al centro dei miei pensieri. Una volta ti importava più della famiglia che del lavoro. Generale. No, nessuno stregone cattivo. Vorrei che fossi serio. Quan Chi dovrebbe dare una pulita alla sua tana. È più pulita della tua. Mi stai paragonando a Quan Chi? Solo in termini di pulizia. Questo cos'è?
Io non lo farei. Ah, ma dai. Dov'è il tuo senso dell'avventura? Siete in cerca d'avventura? Presto l'avrete. Fuoco! Il tuo Mushin fuori! Non ho bisogno dei tuoi soldati, ma tu e il signor Cage mi servirete bene, non appena sarete morti. Non vorrei farlo, Jax. Non sai quando smettere, vero? Aia. Caccia. Aia. Altro spaccato. Ah. Portati. Vai la pianta. Fuoco. Spostati, per fare il conto. Non sei così duro come sembri. Vamos a hacer. Shout out, Jeff. Qua non ci sono stato. Quan Chi, hai perso. Un semplice intoppo, signore. L'inevitabile si sta avvicinando. Attento, Jack! No! Johnny! Non resterete morti a lungo. Questo non succederà. Mollami, faccio il cazzo.
miseria. Ci ha rimasto scappo per favore. Non dire che non ho avvenuto. Non me la ricordo. È così potente che disgraziato. Cazzo ti liberi. Ce n'è ancora un bel pezzo. Mica pezzo di sciolto. Questo non succederà. Aia. Altro. Sbagliato. Chi non risica non rosica. Sì, infila tutto un braccio. Mi calmava. Oh, state. Mi dispiace, Jax. Ti porto fuori di qui. Andrà tutto bene. Non lo so. Il sangue di solito dovrebbe stare dentro. Questo sto cambiando la prossima. Raiden! Devo invertire il suo incantesimo. Shata Ramalaiko Funziona! Presenza. Non potete salvarlo. Sei debole, dio del tuono. Johnny Cage ora è mio. No, è mio. Salvalo! Io ho questo, figlio di puttana. Bella questa musica. Riposa. La resistenza mi compie. Quello non si avvicina neanche un po' a ciò che meriti. Sonia Blade, il legame con Quan Chi non è del tutto spezzato.
forzato. Non è un problema. Aia. Minchia. Ora. Oh, vedi. Bello. Jack. Marala Fetar. Concentra il chakra, ma che cazzo. Gli altri sono stati riportati in vita. Unendo la magia oscura di Quan Chi alla mia, sono riuscito a ripristinare le loro anime. Hai capito? Lui ce la farà. Non te l'ho detto. È un dio. Ma hai fatto spaventare, lo sai? Non mi davano mai parti negli horror. Come fa a violentare un po'? È sparito? Ma come? Dobbiamo inseguirlo. Può aspettare. Adesso dobbiamo riportare te e gli altri sulla Terra. Giusto. Perché ci vuole tanto? Devo fare tutto tanto. Nome? Rayem e Duke Ire. Pace. Sembra che tu e Kano siate intimi. Non è la parola che userei. L'ho inseguito per anni per tornare nel regno esterno dopo l'invasione di Shinnok. Perché tornare proprio ora? Ne importa solo chi venga. Preso. Beccato. Ti sei perso? Ciao, tesoro. Quanto tempo? Mai abbastanza. Qui, generale Blade, mi servono uomini alla mia posizione, ora. Ah, manteniamo la cosa tra amici. Uno scambio. Informazioni per la libertà. Non tratto con i pezzi di merda. Beh, allora, se la mamma non vuole giocare, magari vuol giocare la figlia. Prova soltanto a... Lasciami stare e tutto andrà bene. Fammi incazzare e Cassie conoscerà lo zio Kano. Giuro su Dio che ti ucciderò. Mica veloce, cazzo. Mica che la vedo brutta. Mica quello fa cagare. All'angolo metto, pronto. Un pacchetto di bolla stupida che fa. Non ho ricordato più.
troppo che non gioco. Già eso. Giuro su Dio che ti ucciderò. È un cacchio di demone questo, madonna. Oh, aspetta. No, niente da fare. L'ho spazzata. Minchia, no, non ho finito con te. Soda. Cosa Va bene. Levati di dosso. Sonia, calmati. Uccidimi. E non troverai l'amuleto. Sonia, Kano ci serve vivo. Sonia, non fare un'altra cosa di cui ti pentiresti. Parla! La giungla Quatan. Con almeno 2 divisioni di Tarkata. Sempre in movimento per non essere individuati. Non è distante, forse 200 chilometri. Tu sai cosa fare. Sì, signora. Buona fortuna. Blade chiude. Hai nuove informazioni dal Regno della Terra? Kano ha parlato. Ci ha fornito i dettagli sulla posizione di Mileena. L'amuleto ce l'ha lei, ma è ben protetta. Colpiremo immediatamente. Magari con un attacco combinato. L'esercito ingaggia Mileena, distraendola. E questo essere recupera l'amuleto. Non da sola. Questo essere verrà con te. Ma bisogna infiltrarsi non visti. Non mi hai sentita? Puoi fare da supporto nell'attacco principale. Ora esaudiremo la loro richiesta e finalmente mi libererò di Mileena. A posto. Che schifo. Questo essere comprende la tua logica, ma non giunge alle stesse conclusioni. Come gli altri, questo essere non ha piacere che Mileena sia la Kano, ma non è detto che la tua mossa avrà successo. Ecco perché ho invitato il nostro amico di Zaterra. Ascoltate, unitevi a noi. So delle cose su Mileena. Il suo regno irrequieto cadrà presto e spianerà la strada a Koatal. E cosa sai che possa causare? Tarkan. Ah, eccoli qui.
3 dei tuoi ministri che spettegolano come ancelle. Su cosa, mi chiedo? Se avessi ascoltato il nostro consiglio, la guerra incombe contro il regno occulto. Io ho richiesto distensione con il regno della terra. E io vi ho detto che sarei morta piuttosto che trattare con gli assassini di mio padre. Tu rifiuti soluzioni pratiche a minacce concrete. Tu metti in pericolo il regno. E la sedizione invece no. Di le tue ultime parole, prima che ti strappi la lingua. Non sei la vera erede di Shao Kahn. Lei è un costrutto, formata nelle fosse di carne di Shang Tsung. L'ho vista io stesso. La tua pretesa sul trono è discutibile. Come osi? Sono erede di Shao Kahn per suo decreto. Gli sei succeduta, ma il regno esterno richiede una nuova leadership. La tua? Pazzo di un Ostek. Uccidetelo! Questo essere non serve più, Milina. Difenderete la vostra imperatrice. Il nostro creatore Shao Kahn è morto. Segui ancora, Milina? Shao Kahn ha conquistato il mio regno. Gli devo la mia lealtà. Io onoro la sua volontà. Non troppo il picco, ma stai scherzando? Ho capito, questo deve fare le palle. Vabbè, ce ne sono. Vabbè, fammi fare le mosse poco a poco. Cazzo. Io onoro la sua volontà.
Vacca. Buon appetito. Baraka è morto. Il tuo ultimo alleato ti ha lasciato. Portatela via. Noi serviremo il nuovo signore del regno esterno. Quindi servite Kotal Khan. Ma non mi piace questo. Ecco. Sei qui per arrenderti, traditrice? Tu parli di tradimento? Questo essere sa che desideri il trono. Perché servi Milina? Io la consiglio. Rubare l'amuleto è stato un mio colpo di genio. La uccide sempre più ogni volta che lo usa. Con le due fazioni deboli, tu riempi il vuoto. Questo è il mio piano. Peccato che tu non potrai vederne i frutti. Power. Dai. Che schifo. Ah. Che schifo. Olla. Fa un po' schifo questo. I tuoi piani si fermano qui. Tutto sciasciare. Parti senza gli amici, Dvora? Credete che abbiamo evitato la vostra isola per rispettare la vostra natura solitaria? In realtà non ci piacete. I Kaitin preferiscono la solitudine e la otterrò da un momento all'altro. Toga fani. Cosa faccio io?
tu e abitanti di Edenia moriranno. Ah. E le sì. No, siamo. Lo sparisco. So che non eravate amici, ma non li ucciderai. Io sto bene comunque. D'accordo, ora andiamo. Perché non li ho uccisi? Fatti da parte. Che schifo. Questo è disgustoso. Devora! Ma sta Questo essere sapeva che non potevi essere distante dall'amuleto. Hai preso il mio trono e ora speri di rubarmi anche lo strumento per reclamarlo? Nessuno dei due era tuo. Chi sei tu per dirlo? Prenderò qualcosa di tuo. La tua vita! Il camminare troppo aperto. Ah, che fastidio. Bastardo. Mollami, dai. Questo è culo. Questo essere si godrà la tua morte. Sì, sì. È già un'ora di... Basta non ho capito. blatterare. Finiscimi, così che possa raggiungere mio padre. Tu non meriti la morte per mano di un imperatore, ma concederò l'onore al mio fidato primo ministro. Siamo. Cavolo, un'app è mischiata a un lavoro. La vomita, adesso la vomita. Che schifo. La ribellione è finita. Bene, grazie mille. Penso non mangerò mai più. Con permesso noi torniamo sulla Terra. Riponi l'amuleto dove gli compete. Che barriera. Ma che diavolo fai? Non mi fido del regno della terra per proteggere l'amuleto. Rimarrà qui con me. Gli accordi di Reiko richiedono che tu... Gli accordi non mi riguardano più. Ma mi tornerete utili quando Raiden verrà per questo. Sì, cazzo. Questo essere li ha ingannati. L'amuleto è nelle mani di Kotal Khan. Puoi recuperarlo? Non si fida di nessun altro per trasportarlo. Tenerti vicino al trono del regno esterno per tutti questi anni si è dimostrato provvidenziale, Dvora. Non hanno mai sospettato che uno di loro fosse un discepolo del nostro Signore. Questo essere vive per servire Shinnok. Ti sei comportata bene. Ora riportalo da me. Immediatamente, Quan Chi.
Bastardo. Maestro. Jungla. Vizi dal regno esterno. Shinnok verrà presto liberato. Andiamo alla mia fortezza. Forza che li libera. Qualche problema? Due problemi. Jax. La Jax. Incantati. Tua moglie me l'ha detto che eri qui. Tu e Vera avete spettegolato? Sempre. È un National? Non ne avevo mai Non visti. sei qui per discutere di attrezzature da fattoria. Va bene. Vengo al dunque. Mi serve aiuto. Il mio aiuto? Lo so, non ho nessun diritto di... Sapevi cosa volevo. Jackie si è offerta volontaria. È venuta lei da me. Lo so. Ascolta. So perché non volevi che Jackie si unisse all'FS. Perché ti sei ritirato. Voglio dire, se io avessi dovuto vivere sapendo di essere stata uno sgherro di Quan Chi, mi sarei messa una pistola in bocca da tempo. Beh, tu conosci Vera. Non me l'avrebbe mai permesso. Allora, perché ti serve aiuto? I profughi del regno esterno? Peggio, l'amuleto di Shinnok, c'è la Milina. Diavolo. E abbiamo saputo da Sarina che Quan Chi è ricomparso nel regno occulto. Mostra la sua faccia dopo 25 anni. Non mi scusi. Proprio quando spunta l'amuleto di Shinnok. Non è una coincidenza. Ecco perché ho bisogno di te. Di Quan Chi. Sei l'esperto. Non ti ridaremo il tuo incarico. Sarai un osservatore. Cage. Jax? Che c'è? Volevo solo vedere se potessi... Aiutare a chiudere l'accordo. Già, perché ha funzionato bene l'ultima volta. Non puoi biasimarmi, ci ho provato. Abbiamo bisogno di te. Aiutami a catturare Quan Chi. Nessuno di noi è al sicuro se lui si avvicina all'amuleto. Dov'è Jackie in tutto questo? Nel regno esterno, con la squadra di Cassie a recuperare l'amuleto. Starà bene. Ci aspettiamo di ricevere presto il suo missione compiuta. Non devo usare Jack, mi sta la porta. Quindi che ne pensate? Ci uccideranno? Lo avrebbero già fatto. A meno che Kotal Khan non voglia usarci come ospiti nello stadio. Beh, se non ci uccide lui lo farà mia madre. Me almeno. Dura essere la figlia del generale? Non hai idea. Io ce l'ho. Il mio bis qualcosa nonno sconfisse Shang Tsung. Salvò la terra. Sai quanto spesso salta fuori nelle riunioni di famiglia? Ma sono passati 600 anni. Eppure, sembra sia accaduto ieri. Nessuna pressione. Mi sono allenata tutta la vita. Posso uscire da quasi ogni situazione. Ma mi sento una Cage di seconda categoria. Almeno eri tra persone che si aspettavano qualcosa da te. Tuo padre non è il tuo migliore amico? Adesso. Ma per tanto tempo è stato assente. Posso capirti. Com'è stato crescere così, con un padre ex Revenant? Jin. No, mi interessa. Non sarà stato facile. Era solo un po' iperprotettivo.
Quando mi sono arruolata, il signor Cage ha insistito per dirlo lui a mio padre. Pensava che sarebbe andata più liscia. Non dimenticherò mai quel giorno. Mio padre tornò con una mascella rotta. Va bene, faccio io. Fai cosa esattamente? Fidatevi. Dove più fai? Bellino. Lontani dalle sbarre. Dalle sbarre. Sbargavo. Sovraccarichi i suoi sensi. Funziona solo da vicino. Essere il figlio di un telepate ha i suoi vantaggi. Non la pensavo così. Takashi Takeda. È forte questo, ma non conosco le mosse. 5 anni prima. Anche studiare tutti i personaggi è un casino. Che sei? Ok. Scorpio. Sì, Scorpio. Gli ha fottuta la spada. Arrenditi. Ben fatto. Adesso sei un Chujin. Mi onori, maestro Asashi. Ora che sono un Chujin, come servirò il clan? Il tuo futuro non è nello Shirai Ryu. Ma il clan è la mia famiglia. Quando ti ci ho portato, ho promesso a tuo padre. Io non ho un padre. Ehi? Sì, ce l'hai. Ed è orgoglioso di te. Un Chujin in tempo record. Sapevi sarebbe venuto e non hai detto nulla. Sapendo avresti avuto questa reazione? Sì. Takeda, tuo padre non è un nemico. 10 anni. Nessuna visita. Niente. Mi hai abbandonato. Io non ti ho abbandonato. Avevo 8 anni. Mia madre era appena morta. E ora torno. Pensi di poter riapparire come il padre orgoglioso? Figlio, io... Va all'inferno. Io non sono tuo figlio. Oh. Mica. No, mica non me ne ricorderò mai. Ok. Che cazzo? Lo scusa roccia. C'è il Susano, faccia cazzo. Io e la battaglia siamo uno solo. Vabbè. Dai.
Io non sono tuo figlio. Ora alzati. Voglio sbatterti a terra di nuovo. Takeda, smettila! Kenshi non ti abbandonò. Ti portò qui per proteggerti. Proteggermi da cosa? Da coloro che assassinarono tua madre. Lei è morta in un incidente. Questa è la storia che ho chiesto al maestro Asashi di raccontarti. Ma in realtà, tua madre è stata uccisa dagli assassini del Dragone Rosso. Il bersaglio ero io. Suchin è stata la vittima. Figlio di puttana, è stata colpa tua! Tuo padre ha dedicato tutta la sua vita a combattere animali come il Dragone Rosso. Sono loro a essere senza onore. Non dovevi nascondermi la verità. Avresti cacciato gli assassini di tua madre impreparato. Non avrei potuto rischiare. Il maestro Asashi ha affinato la tua arte nel combattere. È giunta l'ora di completare il tuo addestramento. Come hai fatto? Siamo telepatici, un dono di famiglia. Posso leggere nelle menti? Addestrandoti, scopriremo le tue capacità. E poi cacceremo il Dragone Rosso. Insieme. Questa è opera di Dvora. Non c'è dubbio. Solo lei può procurare queste ferite. Quella Dvora è piena di sorprese. La domanda è, sta lavorando con qualcun altro? Che c'è? Diavolo, ci ha sentiti. Ok, formazione standard a diamante. Takeda sei la punta. Jackie coprici le spalle. Kung Jin, copertura aerea. Avrai. Sono i terrestri. Dvora li ha liberati. Andate casi! Cazzo.
Ma no. Alle cipolle. Fatto uno, due da fare. Il gatto shutdown. Quando torniamo lo insegni anche a me. D'accordo, va ad aiutare Ermac. Faccio io. Credi di farcela da solo? Sei coraggioso. Oh. Aia. Felicità è una Dove sta il launch? troppo poco, troppo tanto. Brutto combattimento questo. Aaron Black. Ma che dica? Andavate travolta la storia di Mortal Kombat. Oh no. Aia. Dai. Niente da fare. Questo combattere. Il sempre difficile diventa, madonna. Questa fa schifo. Sei coraggioso o folle? E tu cosa sei? Che paglio. Bello. Che schifo. Ah, che arma del cazzo. Vaffanculo. Chinati fino al regno della terra. C'ero che lo sto odiando. Oh, così.
Disgraziato. Male solo a guardare. Fastidio. Dai. Che fa foto sto disgraziato, ma vaffanculo. Che palle. Sei coraggioso o folle? Che mossa di merda. Dai, Cristo. Chinati fino al regno della terra. Non lo spreca. Coraggioso o folle, sono vivo. Minchia, sta fatto dopo. Erma sotto la porta, Vediamo che c'è da imparare qui dentro. Così tante menti intrappolate all'interno. Noi esistiamo per servire, legati dalla magia di Shao Kahn. Caos. Le voci. Noi siamo tanti. Tu sei uno solo. Le tue abilità impallidiscono di fronte a noi. Ma che era un errore. Un bug, sì. Sì, aspetta che mi succa. Eia, sì, dai, che non mi fa muovere. Giustizia è arrivato. Minchia, oh, sposta.
sta qui. Cioè, ne ha preso da tutte le parti. Ciao. Tu sei uno solo, le tue abilità impalliscono di Carone. Oh. Cielo. Che fastidioso. Aspetta che non... Che fotte arrabbiato, cazzo! Cioè, non ti fa muovere. Ciao, manco riesco a pararmi. Azzurra. Tu sei uno solo, le tue abilità impalliscono di fronte a noi. Cosa devi fare con questo? No, mica come comincia a fare, non si ferma più. Ne ho abbastanza del regno esterno. Capisco perché mio padre si è ritirato. Dobbiamo trovare Dvora e l'amuleto. Andiamo, si riprenderanno presto. Gli ho dato l'amuleto. Dvora e i terrestri? Ha rubato l'amuleto, poi li ha aiutati a fuggire. Ci ha traditi per il dio del tuono. Thor. Mi hai ferito. Preparate le legioni. Andiamo nel regno della terra. Strapperemo l'amuleto a quel diavolo di Raima. Siamo ancora interi. Pare che nessuno ci segua. Ancora questo qua. Avete stabilito dove fosse diretta Dvora? Crediamo che vada al mare di sangue. Diavolo. Papà. Sto venendo qui, da Quan Chi.
C'è un portale segreto vicino al mare di sangue. Quan Chi l'ho costruito quando ci preparavamo a invadere il regno esterno. Grande. Papà, che stai facendo? Perché sei nel regno occulto? Adesso chi è iperprotettivo? So che pensi di avere cose da farti Oh, perdonare, Jax, devo Lo sto usare. facendo per Boom. Sonia e della famiglia. per questo sono preoccupata. Andrà tutto bene. Riguardati, capito? Anche tu riguardati. Ti voglio bene. Briggs Ah. chiude. Riggs chiude. Ti senti meglio o peggio? Non sono sicuro. Forse tutte e due. Staranno bene. La domanda è io come starò. Il fuoco incrociato è a posto. Ma perché Quan Chi viaggia con mezzi convenzionali? Sembra incapace di utilizzare appieno la sua magia. È più debole quella che- di quando ero al suo servizio. Sarina ha ragione. Lui non ha Shinnok come fonte di potere. È pur sempre Quan Chi, però. Hai accettato di farci da guida e osservatore, ma sentiti libero di assumere qualunque altro ruolo. Sono arrugginito. Non voglio compromettere la missione. Si avvicina.